Weekend nero sulle strade della Marca, gravissimo, un 59enne è rimasto ferito oggi in un frontale a Vittorio Veneto. Domenica di traffico intenso e controlli, denunciati 2 automobilisti ubriachi, osservata speciale la Treviso Mare. Donate prima di andare in vacanza, questo è l'appello urgente di Avis. I troppi incidenti stradali di questo periodo stanno aggravando la carenza di sangue e plasma. E arrivano i rinforzi per la sanità trevigiana, nuovi infermieri prenderanno servizio nei pronto soccorso, ma restano introvabili i medici. Troppi codici rossi e gialli, la fotografia del direttore Benazzi. Violenta aggressione a Loria, dove un 26enne è stato preso a bottigliate fuori da un locale. Il ragazzo ferito è ricoverato in ospedale ed è caccia all'aggressore. Un violento incendio è divampato verso mezzogiorno in una casa di Villorba a provocare le fiamme, il fumo, le braci di un barbecue. Paura per 2 anziani. I prezzi alla pompa hanno segnato un nuovo record nel fine settimana, carburanti sopra i 2 euro, ovunque trevigiani esasperati chiedono il taglio delle accise. A Cessalto il nuovo sindaco Emanuele Crosato porta il suo ufficio al piano terra. Voglio stare più vicino ai miei concittadini, soprattutto agli anziani, le sue parole. L'estate trevigiana si accende con un cartellone fitto di appuntamenti tra cinema d'epoca e il grande teatro. Arrivano i comici di Zelig, per Suoni di Marca, attesi Carmen Consoli e Michele Bravi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ieri l'incidente mortale a Caselle d'Altivole, dove è morta una donna 82enne di Valdobbiadene. Oggi uno scontro frontale a Vittorio Veneto, gravissimo. Un uomo di 59 anni che si trova in prognosi riservata alla Cafoncello. Vi posso aggiornare sulle sue condizioni. È in corso una delicatissima operazione ed è stata una giornata di controlli su tutte le arterie principali della Marca. Era a bordo della sua Smart poco dopo mezzogiorno e mezzo quando si è scontrato con una Jeep Renegade che stava percorrendo la strada nella direzione opposta in via Pradal a Vittorio Veneto. Subito il conducente, un 60enne che proveniva da Fadalto, è apparso ai soccorritori del suo M118 in gravissime condizioni. Intubato sul posto, è stato trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso, dove si trova in prognosi riservata. Illesi gli occupanti della Jeep, un 27enne e una 34enne, coi carabinieri di Vittorio Veneto che stanno conducendo i rilievi. Militari dell'Arma che accanto alle altre forze di polizia hanno controllato per tutta la giornata i flussi di traffico, particolarmente intenso da e verso Jesolo, monitorata in particolare la Treviso Mare. I controlli, fanno sapere dal comando provinciale, sono finalizzati alla tutela degli automobilisti, soprattutto lungo le principali direttrici della viabilità per il mare e la montagna. Monitoraggio già iniziato venerdì sera e che ha permesso l'individuazione di alcuni soggetti in stato di pesante alterazione alcolica. Prima una donna di 39 anni a Godega di Sant'Urbano, poi un uomo di 51 a Casale sul Sile, mentre la prima viaggiava con un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro, il secondo ha superato abbondantemente la soglia dei 2. Per entrambi ritiro della patente e sequestro del mezzo. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. Poco fa un altro frontale a Castelfranco, ma vi posso rassicurare, ci sono 2 codici di media gravità. È successo sulla strada regionale nelle vicinanze della città del Giorgione e invece è stata una giornata tragica, davvero tragica a Mestre. C'è stato un gravissimo incidente in via Dante alle 15:30, un'auto ha percorso la pista ciclabile in direzione della stazione e dopo l'incrocio con via Cavallotti è finita contro un albero e una serie di paletti davanti alla scuola Cesare Battisti e ha investito un giovane in bicicletta che è purtroppo deceduto nonostante i soccorsi del SUEM e le manovre di rianimazione. Al momento non si conoscono le generalità, come vedete la notizia è riportata dai siti di informazione, in questo caso dalla Nuova Venezia. L'autovettura era condotta da un uomo, un veneziano di 59 anni, che dopo aver investito il ragazzo ha tentato
tentato la fuga, venendo però subito bloccato dalle forze dell'ordine. Ora si trova in stato di arresto in quanto trovato alla guida del veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Così dunque a Mestre a metà pomeriggio. Una raffica di incidenti stradali, la cronaca di questi giorni lo dimostra. Soltanto ieri in Veneto ben 5 morti sulle strade e arriva un appello urgente da parte dell'Avis: manca sangue. Manca sangue e plasma, una carenza cronica che si accentua soprattutto in estate, e i numerosi incidenti stradali di questo periodo vanno ad aggravare una situazione già di emergenza, ad aggiungersi la riapertura delle sale operatorie con gli interventi che erano stati sospesi. A lanciare l'appello è l'Avis: donate prima di andare in vacanza. C'è necessità di sangue per gli interventi, per gli incidenti che stanno capitando, che si stanno veramente distruggendo a livello psicologico, perché vittime, persone che se ne vanno così per la strada è una cosa terribile per le famiglie, per chi che mancano a tutti noi. Ma non solo sangue, in questo momento c'è estremo bisogno anche di plasma. Ma il plasma, come si sa, si fanno i farmaci salvavita assolutamente necessari per tutte quelle malattie che non sono quelle immediate, come la donazione dei globuli rossi che devono essere trasfusi negli incidenti o negli interventi, ma abbiamo necessità di continuare assolutamente di fare sia sangue intero, vale a dire globuli rossi, e plasma, assolutamente. L'appello è rivolto ai donatori che riprendono la voglia di andare a donare, spiega Wanda Pradal, presidente regionale dell'Avis. La pandemia, questi 2 anni difficili, ha creato una stanchezza che si ripercuote anche nelle donazioni, ma non possiamo attendere, spiega la presidente, perché la necessità ora è grande. Non siamo ancora in super emergenza, però ci manca poco, dobbiamo comunque continuare a donare. Mi auguro che anche i medici, gli infermieri nei centri trasfusionali, come nelle nostre 3 UDR, vale a dire Venezia, Padova e Treviso, continuino la loro missione della donazione assolutamente. E mi auguro che anche questa mancanza di medici, che comunque non è solo nel Veneto ma è in tutta Italia, ma questo si risolva nel più breve tempo possibile, o bisogna assolutamente trovare delle modalità diverse per poter entrare nei centri trasfusionali con orari flessibili, anche per permettere ai nostri donatori di poter continuare l'attività di donazione. Questo dunque è l'appello urgente dell'Avis. Samantha Renon, ve la ricorderete, la sedicenne morta in un tragico incidente stradale lo scorso aprile, è stata promossa. La scuola, il Sansovino di Oderzo, ha voluto ricordarla così. Promossa a pieni voti con la media del 9, Samantha Renon, 16 anni, il prossimo anno avrebbe frequentato la 4ª classe all'Istituto Tecnico Sansovino di Oderzo, ma su quel banco lasciato vuoto lo scorso 14 aprile non ci sarà. A strapparla all'affetto dei suoi genitori, del fidanzatino e degli amici, un tragico incidente stradale. Bravissima a scuola, studiosa e sempre sorridente, Samantha era una studentessa modello e gli insegnanti hanno voluto ricordarla così. Alla scuola lei teneva molto e i suoi voti lo dimostravano. Oggi questo piccolo grande riconoscimento. La sedicenne ha lasciato nei compagni e negli insegnanti un vuoto incolmabile, tanto che hanno piantato nel giardino della scuola un albero in suo ricordo. L'immagine che nessuno vuole dimenticare è l'arrivo della sedicenne la mattina in classe con il sorriso e il casco sotto braccio. Samantha il 14 aprile nel pomeriggio stava andando a trovare il fidanzatello in sella alla sua moto, la sua passione. Ad un tratto, ad Arzeri di Salgareda, è stata travolta da un'auto che ha svoltato senza rispettare la precedenza. Sotto shock la comunità di Cessalto, dove viveva, così come la scuola e quanti l'amavano. Il prossimo settembre avrebbe frequentato il 4º anno del corso in relazioni internazionali per il marketing, ma il suo sorriso, i suoi sogni si sono spezzati lungo questa strada. Incidenti stradali che tra l'altro stanno mettendo sotto pressione il sistema di emergenza-urgenza degli ospedali della Marca. Questo è il punto del direttore generale Benazzi. Tanti codici rossi e anche tanti codici gialli, quindi abbiamo un periodo veramente di un assalto al pronto soccorso con una numerosità direi eccessiva anche rispetto all'anno scorso di codici rossi.
La struttura dell'emergenza-urgenza è sotto stress e risente, quando ancora la pandemia non è finita, dell'aumento degli incidenti stradali, cui si aggiungono in questi giorni i malori per il caldo, e il problema è sempre lo stesso: la carenza di dottori per il pronto soccorso. Facciamo fatica a trovare medici, purtroppo, è una specialità ovviamente dove si trovano pochi specialisti, anche perché, come dico sempre, la programmazione nazionale è stata veramente, come dire, poco efficiente dal punto di vista della numerosità nelle scuole di specialità. Questa è la situazione con l'ULSS 2, che ha chiamato i rinforzi. Mancando i medici, noi stiamo sostanzialmente tentando di rafforzare con gli infermieri, che oggi sono effettivamente molto preparati anche nell'emergenza e quindi anche nel triage avanzato, per cui dovremmo sopperire la carenza dei medici con l'aiuto di infermieri altamente professionalizzati. Nuove risorse arriveranno non solo al Cafoncello, stando però attenti a non svuotare le case di riposo. Il principio è quello dei vasi comunicanti. Abbiamo scorso la graduatoria, dovrebbero arrivare entro questo mese 6 infermieri per Treviso, 4 infermieri per Castelfranco, Montebelluna e Conegliano. Però ci eravamo un attimo rallentati nel scorrere la graduatoria per un motivo molto semplice, che dobbiamo garantire anche i centri servizi, che anche per loro c'era difficoltà a reperire personale. Ritorniamo alla cronaca e andiamo a Loria, dove caccia all'uomo che nella notte tra venerdì e sabato ha ferito al volto con una bottiglia un 26enne che si trova ricoverato all'ospedale di Vicenza. L'uomo, dopo l'aggressione, è fuggito. Una lite per futili motivi, sfociata in un'aggressione violenta, è accaduta la notte tra venerdì e sabato in un locale di Loria. Un 26enne, già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato una discussione con un soggetto ancora non identificato. Ad un tratto quest'ultimo ha preso in mano un oggetto contundente, forse una bottiglia in vetro, ed ha iniziato a colpire il 26enne, procurandogli diverse ferite lacero contuse al volto. Il giovane si è accasciato a terra. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelfranco e gli operatori del SUREM 118. L'uomo è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa e poi trasferito al nosocomio di Vicenza, dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Intanto è caccia all'aggressore, che si è allontanato dopo aver colpito il 26enne. Il cerchio si stringe, presto potrebbe essere identificato. Al vaglio dei militari dell'Arma testimonianze e riprese dei sistemi di videosorveglianza eventualmente presenti in zona. Incendio in una casa in via Po a Fontane di Villorba, paura per 2 anziani che comunque ne sono usciti illesi. La coppia stava facendo una grigliata quando all'improvviso ha perso il controllo del braciere. Le fiamme si sono alzate invadendo la tettoia dell'abitazione e la loro macchina, una Mercedes GLK. Il fatto è avvenuto verso le 12:20, la casa è ora inagibile per il fumo, ma non ha riportato danni strutturali. La coltre particolarmente densa è stata vista a chilometri di distanza, la vedete nelle immagini. E un altro incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio a Preganziolo, presso il centro servizi dell'ULSS 2. A causa probabilmente di un cortocircuito si sono sviluppate fiamme e fumo. Immediatamente è stato dato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e alcune pattuglie dei carabinieri. Nessuna persona è rimasta ferita. Poco prima un altro rogo, questa volta a Roncade. Il fuoco è divampato presso un capannone adibito a deposito di ditta impianti elettrici. Si tratta della Lovisetto. All'interno erano parcheggiate 4 autovetture che sono rimaste danneggiate. Forse l'incendio è partito proprio da una di queste vetture. Femminicidio a Modena, se ne sta parlando tanto in questi giorni, più in generale è un vero e proprio allarme. La cronaca in queste settimane è stata contrassegnata da questa ondata di violenza, soprattutto a nord-est, i fatti di Vicenza, di Fossalta, di Portogruaro, di Codroipo. E in questo caso mamma e figlie uccise dal marito e padre, per l'appunto nel modenese, ma saranno sepolte a Conegliano, dove vive la sorella della donna. Telefono Rosa si rende disponibile ad aiutarla. L'ennesimo femminicidio è accaduto a Modena, ma ha coinvolto anche il trevigiano. Le 2 donne, uccise con un colpo di fucile dal marito e padre delle vittime, Gabriella Trandafir, 47 anni, e sua figlia Renata Alexandra, saranno sepolte a Conegliano, dove da anni vive la sorella della donna.
È una vicenda che a dolore fa discutere. La moglie aveva presentato 3 denunce contro l'uomo, ma nulla era stato fatto. Cinzia Mion, volontaria di Telefono Rosa, ci spiega come a livello giuridico ci sia una mancanza. La Corte di Strasburgo ci ha condannato per questa cosa. Abbiamo ricevuto già 5 segnalazioni per il fatto che non riusciamo a difendere le donne dalla violenza maschile. Il comune di Conegliano si è subito attivato per dare supporto alla sorella e sbrigare le pratiche burocratiche. Così anche Telefono Rosa si è messo a disposizione per sostenere ed aiutare la donna. Questo per lei deve essere stato un lutto terrificante da cui riemergere sarà difficilissimo. Naturalmente se dovesse prendere il coraggio a 2 mani e fare una richiesta al centro antiviolenza, gli troverebbe senz'altro questo staff di psicologhe pronte ad aiutarla. Poi l'appello a tutte le donne maltrattate perché rompano il silenzio e si facciano avanti. L'appello è quello che diciamo sempre, che è quello di non vergognarsi, di vincere il tabù della vergogna e anche di rompere il silenzio, perché in questo momento c'è bisogno di raccogliere le forze e di chiedere aiuto. Per aiutare queste donne ci vuole una sinergia, dice Mion, tra le associazioni, le istituzioni e le forze dell'ordine, ma soprattutto bisogna far rispettare le leggi che tutelano le donne. E questa è stata una domenica da record anche per un'altra questione. Parliamo di costi della benzina. Quasi ovunque si sono superati i 2 euro alla pompa, sia nei self-service che al servito. Una situazione che si sta letteralmente deteriorando. L'umore degli automobilisti, dei trevigiani è nero. Era il diesel, 2,4 euro, la benzina 2,8 euro. Ci prendono in giro qua perché è una roba impossibile. Ma cos'è? Speculazione? Che cos'è? Non lo so. Non lo so proprio. Come prima, roba da pazzi. Fra la benzina, fra l'aumento anche sulla spesa, su tutto. È tutto un aumento. Prima si andava fuori tutte le domeniche a mangiare la pizza. Adesso si va magari una volta al mese. Si distribuisce tutto, adesso non si va al mare più come prima, tutti si fermano. Si taglia. Sì. La speculazione ha spinto i carburanti oltre 2 euro al litro. È stato un weekend da record quello che si è registrato in tutti i distributori della marca: diesel, benzina, modalità self o servito, pompe bianche e grosse compagnie. Il salasso è inevitabile, l'umore nero. Io, essendo anche un'azienda di trasporti, la subisco molto la differenza di carburante nei costi. Oltre a questo ci hanno tolto anche le accise come rimborso, quindi personalmente come ditta ne soffro tantissimo di questa cosa. Aumenta tutto tranne gli stipendi purtroppo. Al giorno d'oggi anche andare al lavoro inizia a essere una difficoltà per chi ha trasferte molto lunghe giornaliere. Spesso vado a fare le pine in Slovenia perché per lavoro mi muovo molto, quindi mi conviene. Anche là i prezzi sono aumentati, comunque siamo a 1,67, 1,7 massimo. Così in Slovenia, ma la situazione in Europa è diversificata. Questi turisti della Repubblica Ceca confermano che i prezzi nel loro paese sono di poco inferiori a quelli italiani. I think it's similar. Yeah. In Czech Republic? Yeah, in Czech Republic. Per la CGA di Mestre, intervenuta in queste ore, l'unica soluzione praticabile è quella di introdurre un tetto temporaneo al prezzo alla pompa, cosa che ovviamente andrebbe fatta anche per il gas. D'altronde il decreto taglia accise, che ha ridotto per legge di 25 centesimi il costo al litro del carburante, è stato ormai abbondantemente neutralizzato. I rincari degli ultimi giorni hanno ormai incorporato lo sconto, evidenzia sempre la CGA. Tra i consumatori l'unica azione possibile, arrivati a questo punto, è soltanto una. Almeno le accise, perché stiamo pagando la guerra di Etiopia, stiamo pagando... E poi ha messo anche l'accisa per il terremoto all'Aquila, però all'Aquila è ancora tutto fermo. Mettono le accise per cosa? Per intascarsi i soldi e basta. Rimaniamo in ambito economico e parliamo di un fenomeno che fa preoccupare e arrabbiare la Confcommercio. La denuncia arriva chiara e forte dalla Confcommercio. La questione sul tavolo riguarda gli agriturismi e gli agrialloggi.
È in atto, tona Dania Sartorato, una concorrenza sleale. Diventano concorrenza sleale perché una consistente quota di queste strutture, che secondo gli intenti iniziali avrebbero dovuto nascere come strutture complementari per integrare il reddito agricolo, di fatto fanno turismo e ristorazione a tutti gli effetti, eludendo obblighi fiscali e paletti previsti dalla normativa. Da tenere presente che il territorio trevigiano è particolarmente virtuoso riguardo questa tipologia di strutture. In provincia di Treviso ce ne sono ben 1180 su un totale di 4400 in tutto il Veneto. Insomma, un terzo di queste realtà si trovano proprio nella Marca. La densità maggiore si trovano nei comuni di Valdobbiadene 130, Vittorio Veneto 70 e 60 Montebelluna, riconducibili alla bellezza delle colline UNESCO, dell'Asolano e della Pedemontana. Un abusivismo che è soltanto una delle tante forme di sommerso sulle quali Confcommercio sta indagando e lavorando e che colpiscono il mondo della piccola impresa. Non è un fenomeno che nasce da solo, commenta. Da un punto di vista regionale la normativa lascia spazio a tante attività che di fatto rappresentano una concorrenza sleale. Come Confcommercio ci aspettiamo l'accoglimento delle nostre osservazioni, naturalmente con una media di 57 posti letto per hotel. Non possiamo accettare che gli agri-alloggi ne possano ospitare 45 perché lo troviamo evidentemente eccessivo e sproporzionato. Lo stesso per la quota di prodotti che possono derivare non dal proprio fondo agricolo, anche qui già il 35% per noi è discutibile, è impensabile parlare del 50%, di portarlo al 50%. Ovviamente la tassazione deve essere uguale per tutti perché, lo ripetiamo, lo stesso mercato deve avere anche le stesse regole. Non solo termina Dania Sartorato, ma aspettiamo che partano i controlli per verificare ed accertare le irregolarità. Parliamo adesso di opere pubbliche, andiamo a Preganziol dove ci sono buone notizie per i lavori del municipio. Il municipio fortunatamente ha i lavori già affidati, la gru figurativamente dovrebbe essere installata davvero nel giro di poche settimane. Fortunatamente quello è un cantiere dove il quadro economico non ha subito variazioni, l'affidamento è stato appunto recente, quindi davvero a breve ormai i lavori qui partiranno. Il rincaro delle materie prime e le difficoltà nello svolgimento dei cantieri non dovrebbero pregiudicare l'avvio dei lavori per una delle opere più attese da amministrazione comunale e cittadinanza. Presto dunque i preganziolesi potranno contare su un nuovo municipio completamente rinnovato. La struttura attuale, almeno negli esterni, rappresenta tutt'altro che un bel biglietto da visita per la cittadina sul terraglio. Del resto gli ostacoli burocratici negli anni sono stati innumerevoli. Lo stesso immobile è vincolato e tra le altre cose è servito il via libera della sovrintendenza. L'intervento ha una duplice finalità: se da un lato ci sarà un vero e proprio maquillage, dall'altro si punterà su sicurezza sismica ed efficientamento energetico, che in tempo di caro bolletta può fare la differenza. Costo complessivo dell'operazione 1,5 milioni di euro. Più problematici, come annunciato dallo stesso Galeano al nostro telegiornale circa un mese fa, i cantieri previsti nelle scuole, per cui è stata necessaria una variazione di bilancio a coprire i maggiori costi che ormai riguardano buona parte delle opere pubbliche. La consolazione nel medio periodo, visto che l'obiettivo dichiarato è quello di recuperare efficienza energetica e quindi avere bollette meno pesanti. La priorità non può che essere sulle scuole, anche perché oltre a questioni di sicurezza si parla proprio di efficientamento energetico di questi edifici, quindi vuol dire che quando finiremo i lavori sulle scuole stesse, scuola di San Trovaso, scuola elementare Giovanni XXIII del capoluogo, il risparmio energetico nell'utilizzo di questi edifici sarà davvero importantissimo e quindi porterà dei benefici, oltre che a qualità e sicurezza nell'abitare da parte degli studenti e degli insegnanti. Così dunque a Preganziol. A Cessalto invece si è insediato il nuovo sindaco Emanuele Crosato, che come prima mossa trasloca. Vediamo perché. Ho dato questo segnale perché volevo essere vicino, non mi sento in alcun modo superiore a nessuno, anzi chi mi conosce sa che cerco sempre di mettermi a disposizione di ogni persona, e quindi la possibilità di avere
un anziano che invece di fare 3 rampe di scale viene direttamente e mi trova all'ingresso del comune, il mio ufficio è lì e credo sia anche una cosa dovuta alle persone dopo anche questi anni difficili del Covid, riuscire a riaprire la casa comunale, che poi è il luogo dove i cittadini vanno per avere delle risposte e risposte chiare. Il nuovo corso è anche una questione di logistica per il nuovo sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, che esattamente una settimana fa si è portato a casa circa il 46% delle preferenze in una competizione elettorale a 4 che vedeva schierato anche il sindaco uscente. Ufficio al piano terra dunque per ascoltare tutti senza particolari barriere. Crosato, classe 1982, seppure a capo di una lista civica che ha avuto il supporto anche del PD, è da anni esponente di Forza Italia nella Marca, ma un conto sembra di capire sono le dinamiche comunali, un altro quelle generali. Io sono moderato e molto spesso mi trovo lontano anni luce dalle posizioni che vedo e che leggo dai giornali di Salvini e della Meloni. Ho grandissimo rispetto per loro, credo comunque che il centrodestra debba andare sempre unito e dobbiamo trovare una quadra su tutto. Molte volte magari le posizioni sono diverse, però bisogna fare sintesi. Sintesi che si augura Crosato possa esserci anche in vista delle comunali di Treviso nel 2023. In parole povere, convergenza su Mario Conte, certo in politica un anno è lungo da passare. Attualmente siamo al governo insieme, c'è il bravissimo vice sindaco a aiutare Mario, quindi non credo ci saranno grandi divergenze su questo. Comunque, come sempre accade, noi decidiamo territorialmente, quindi saranno il coordinatore di Treviso e tutti i partecipanti del partito a Treviso a farlo. Andiamo adesso in pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Nervesa della Battaglia, dove oggi si è svolta un'importante iniziativa in occasione del 104° anniversario della battaglia del solstizio, della commemorazione del pilota Francesco Baracca. Tanti i momenti ufficiali di celebrazione che hanno coinvolto associazioni d'arma, istituzioni. Il momento clou, lo vedete, il sorvolo dell'area con velivoli storici a cura della Fondazione Jonathan Collection Aerei Storici. 35 i mezzi, alcuni moderni, altre repliche storiche funzionanti. Una iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra il comune di Nervesa, il 5° Reggimento Artiglieria Terrestre, Superga di Portogruaro, il 51° Stormo, presidio aeronautico di Istrana e il Commissariato Generale per le onoranze ai caduti del Sacrario Militare Cima a Grappa. Queste le immagini davvero suggestive che arrivano da Nervesa della Battaglia. Forza Giovanni, Treviso è con te. Questo è il messaggio di sostegno che il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha postato su Facebook e destinato a Giovanni Allevi, il famoso pianista che ieri ha annunciato di avere un mieloma. Lo scorso 26 aprile, lo vedete, Allevi si era esibito in un concerto al Teatro Mario del Monaco di Treviso con il suo ultimo tour dal titolo Estasi, uno spettacolo sold out che aveva conquistato la città e anche il sindaco Mario Conte presente tra il pubblico. Poche parole ma di sentita vicinanza, quelle del primo cittadino. E rimaniamo in città, rimaniamo nella città capoluogo per parlare di Estate Incantata 2022 tra diverse new entry e attese riconferme. Un'estate che torna di grandi sorrisi perché saranno più di 100 eventi che arrivano fino a settembre, quindi praticamente ogni giorno ci sarà qualcosa e abbiamo pensato di lavorare sui sorrisi dei trevigiani. Questa è la missione per l'Estate Incantata 2022, una non-stop di iniziative che terrà banco in ogni angolo della città dal 25 giugno al 10 settembre, un cartellone fitto di proposte tra conferme e new entry promosso dal Comune di Treviso con la Camera di Commercio. Ci saranno alcune delle rassegne chiaramente tornano più amate come Cine d'Epoca, i festival Treviso Retro, il festival Treviso di Teatro Gioioso e Amoroso, ma ci saranno anche grandi novità proprio legate al sorriso, per esempio Comici in Loggia, che sarà una rassegna curata insieme a Giovanna Donini, che è una trevigiana che da tanti anni è autrice di Zelig, e alcuni grandi artisti che si sono poi esibiti a Zelig e a Colorado
Per 3 serate saranno a Loggia dei Cavalieri, quindi insomma ci faranno sorridere. Si va dunque da Gianluca Fubelli e Leonardo Manera a Marco Marzocca e Antonio Ornano. Quanto al cine d'epoca, la formula di base resta quella di sempre, ma con alcune novità davvero suggestive. Andiamo a casa dei trevigiani nei quartieri e portiamo spettacoli di teatro professionisti e proiezioni d'epoca in collaborazione con la Cineteca Nazionale di Bologna, che ci fornisce le pizze. Vengono installate all'interno di una macchina, una Vittoria Sesta, fatta funzionare dal nostro proiezionista Francesco Baggio, che ci porterà indietro nel tempo con questa lampada a carboni e questo fumo bianco che buca il cielo, ci porterà a riassaporare quello che era la dolce vita, il nuovo cinema Paradiso, insomma i must del cinema italiano. E ancora teatro, balli di gruppo, musica, immancabile Suoni di Marca, che torna alla vecchia formula con ingresso a €1. Sul palco, tra gli altri, Carmen Consoli e Michele Bravi. Suoni di Marca continua, non si è fermata neanche nel 19, nel 20, nel 21, perché Covid, anche permettendo o no, abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie per poter continuare a svolgere questa manifestazione. Saliamo ora in Valbelluna e saliamo in bicicletta. 2 percorsi da 30 e 95 km lungo tutta la Valbelluna, da Belluno a Feltre, tra destra e sinistra Piave. La prima edizione della Vigna Ronda è pronta a raccogliere l'eredità della Villa Ronda, stesso spirito, diverso oggetto, dalla scoperta delle ville venete bellunesi a quella dei vigneti resistenti, denominatore comune, uno scenario unico e l'organizzazione di Valbelluna Bike. Facendo questo giro ho pensato che poteva essere molto interessante farlo anche passando attraverso i vitigni resistenti, con alcuni obiettivi. Uno, quello di far conoscere le viti resistenti che moltissimi ancora non conoscono, anche diffondere un po' questo turismo lento fatto attraverso la bicicletta. Una manifestazione quindi che vuole coniugare turismo, ambiente, una conoscenza sostenibile delle realtà e delle ricchezze enogastronomiche del territorio bellunese. L'evento in calendario domenica 17 luglio prevede 2 diversi percorsi ad anello, con partenza e arrivo da Zottier di Mel, una passeggiata dedicata alle famiglie e un tracciato più lungo per i biker più esperti. Per tutti tappe nelle aziende agricole che coltivano vitigni resistenti, con degustazioni e cicchetti con prodotti rigorosamente a chilometro zero. È una grande opportunità sia per il pubblico, per vedere delle aziende che probabilmente non sarebbero spesso aperte o dei vitigni che non sarebbero transitabili, sia per i vignaioli per far conoscere il proprio prodotto, che è un prodotto spesso o quasi nel 90% dei casi di nicchia. Quella dei vigneti resistenti è un'agricoltura nuova per il territorio bellunese, ma che si sta sviluppando rapidamente. A 7 anni dalla nascita di Piwi Veneto, l'associazione Natamel, che raccoglie i viticoltori resistenti della regione, sono già oltre una ventina gli associati in provincia di Belluno, vigneti particolarmente resistenti alle malattie, quindi con un alto livello di sostenibilità. Questo tipo di viticoltura sostenibile con l'impianto di varietà resistenti è sicuramente un segnale positivo dal punto di vista dell'ecologia, della sostenibilità. Queste viti sono state studiate fin dagli anni 60 a Friburgo per essere naturalmente resistenti alle malattie. Questo permette di effettuare molti meno trattamenti, quindi non solo l'incidenza inferiore dell'utilizzo di fitosanitari, ma anche minori passaggi con i trattori nei vigneti, quindi meno consumo di gasolio, meno compattamento del terreno, quindi sostenibilità a tutto tondo. Siamo alle battute conclusive, io vi do solo alcuni aggiornamenti che riguardano questa domenica nera, l'ennesima sul fronte degli incidenti stradali. Allora possiamo vedere dal gazzettino.it l'incidente nella notte che si è verificato tra Lendinare e Badia Polesine. Inizialmente c'erano 2 persone ferite, ma nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia, una donna, Cinzia Ferrari, è deceduta in conseguenza proprio di questo incidente. Tra l'altro, se rimaniamo a nord-est, si sta indagando anche su un sinistro che è costato la vita a un uomo di 57 anni di Monfalcone, caduto dal suo scooter. Si sospetta che sia stato urtato da una pirata della strada. E poi c'è appunto la notizia che vi abbiamo
dato in apertura di questo telegiornale, il giovane che ha perso la vita in via Dante a Mestre, investito da un'auto che aveva imboccato, pensate, una ciclabile. Il guidatore, un uomo veneziano, cinquantenne, si era dato alla fuga ma è stato arrestato. Risultava alterato pesantemente, pare da sostanze stupefacenti. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Per il momento è tutto, vi ringrazio davvero per l'attenzione. C'è il meteo, buona serata. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Dopo un weekend soleggiato e rovente, l'inizio di settimana non sarà poi molto diverso, ma vediamo insieme nel dettaglio la tendenza per lunedì 20 giugno. Sul Veneto condizioni stabili, tanto sole e cielo limpido ovunque, qualche veloce acquazzone di calore al pomeriggio sui settori montani. Clima bollente con caldo anomalo e crescente afa che causerà un forte disagio dovuto all'alto tasso di umidità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17-22 gradi, le massime invece avranno punte di 35 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso invece sui settori montuosi. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece sui 28-33 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo la stessa situazione, prevarrà il sole, isolati temporali pomeridiani saranno possibili sulle aree più settentrionali. Temperature minime sui 20 gradi, massime intorno ai 35. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te.